Dal 25 aprile partiremo per le vie di Marco Polo cercando di arrivare a Pechino il 1° agosto, arriveremo dopo 12.000 km, un itinerario abbastanza complesso, entusiasmante, spero si rivelerà così, e attraverso Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, e quando arriveremo al confine tra Kazakistan e Cina mancheranno solo 4.375 km, perché sono 12.000 km in tutto, 100 giorni, questi sono più i numeri secchi, che ci porteranno a rendere omaggio a questo nostro connazionale nei 700 anni della morte di Marco Polo, per l'appunto. Noi abbiamo già predeterminato tutte le nostre tappe, saremo anche accolti ci saranno 5 incontri istituzionali a Sofia, a Istanbul, ad Ashgabat, a Tashkent e a Pechino, proprio perché abbiamo intenzione di essere in qualche modo, ecco, un po' ci sentiamo degli ambasciatori della venezianità, in qualche modo ripercorriamo 700 anni dopo lo stesso, più o meno, lo stesso itinerario, chiaramente con piccole variazioni, che ha compiuto il nostro Marco Polo, ripeto, nel fine 200, per cui ecco, cerchiamo di portare il suo nome in onore appunto del personaggio, cercheremo di farci accogliere e raccontare un po' anche questa storia, insomma la sua storia di una volta, però con gli occhi del terzo millennio, perché avremo l'obiettivo di raccontare che cos'è adesso la Via della Seta nel terzo millennio, per l'appunto. Utilizziamo questa bicicletta che è una Wheeler, che ci ha dato la Wheeler, che è una gravel derivata da una gravel e un po' di mountain bike. È una bici molto comoda per questi viaggi che abbiamo sperimentato già, che ci ha dato per tempo. Il rapporto è una monocorona, 40 davanti e 10,51 dietro, perciò abbiamo tutti i rapporti di pedalata che ci servono per il tragitto che facciamo. Ci hanno fornito anche le borse di viaggio, che sono queste come che vedete sulla bici, che sono della Miss Grape integrate con il portapacchi. Le ruote sono 47, perciò una sezione molto comoda per viaggiare in questi percorsi che facciamo.